Prima l'aggiornamento del documento di economia e finanza alla luce di una ripresa che in Veneto è stata superiore alla media nazionale. Quindi dalla prossima settimana l'esame vero e proprio della manovra di bilancio. Complessivamente 17 miliardi, tolte le partite tecniche arriviamo a 12, tolta la sanità e il sociale che sono circa 10 miliardi e mezzo, vede un bilancio della regione di circa 1,5 miliardi. Per rilanciare l'economia saranno stanziati 65 milioni di euro nell'ambito della programmazione 21-27 dell'Unione Europea, una partita da 2 miliardi complessivi parallela ai fondi del PNRR. Ma la parte del leone ovviamente per la sanità. Per garantire livelli di assistenza assoluti ai nostri veneti, per fare in modo che tutti i veneti possano essere curati nel miglior tempo possibile. Dopodiché c'è da intercettare la ripresa economica, che è molto vigorosa nel nostro territorio, dobbiamo farla durare il più possibile. Scettico lo sguardo dell'opposizione. È un bilancio che potremmo definire di ordinaria amministrazione, che lascia solo 60 milioni liberi per le emergenze, che a nostro giudizio non è in grado di affrontare quel rilancio che invece è necessario. Il Partito Democratico ha presentato una contromanovra da 100 milioni, in particolare a favore delle imprese per facilitare le assunzioni di giovani. Noi abbiamo presentato oltre 280 emendamenti che in gran parte sono di tipo tecnico, non di tipo politico, proprio per cercare di dare efficacia all'azione dell'amministrazione regionale. Più in generale sono tante le proposte alla manovra di bilancio che arriveranno dai partiti che compongono il Consiglio regionale, sia dalla parte della maggioranza che dell'opposizione. Attenzioni nei confronti delle nostre famiglie, della natalità, dei giovani, dello sport e ovviamente delle imprese. Sto pensando al sociale. Sto pensando all'agricoltura, quindi alla parte legata all'economia. La sicurezza sul lavoro, che è un altro tema, una piaga proprio per la regione del Veneto, che è maglia nera in questo campo purtroppo.